Amici sportivi appassionati di calcio giovanile, amici di Sportisini, buon pomeriggio e ben trovati al campo della Fincantieri di Palermo, pronti per assistere alla sfida tra Fincantieri e Fortitudo Bagheria, recupero della settima giornata del girone B del campionato regionale allievi Under 17. La palla per Ribaudo che riesce a girarsi, evita l'intervento dell'avversario, ancora Ribaudo, va al centro, colpo di testa e palla che si perde fuori col primo tentativo da parte della Fortitudo. È un 3-4-1-2 quasi di fresco, intanto la battuta proprio di Tantillo, colpo di testa che non arriva, poi Mistretta, la palla rimane lì, conclusione salvata sulla linea, poi Scrimenti non riesce a ribadire e palla gol clamorosa nonché ripetuta per la Fincantieri. Si salva la Fortitudo che spinge con Ribaudo, Catanzaro sulle sue tracce, poi altra palla recuperata sempre dal numero 10 che mette al centro la Rosa, la respinta da parte di Presti Giacomo, opportunità ghiotta qui per la Fortitudo e la battuta da parte di Rotolo in qualche modo tocca Catanzaro, poi la palla rimane lì, attenzione a Ribaudo, fermato, poi Liga con il tiro, deviato, può arrivare Flamia ma c'è la chiusura da parte di Gaziano e questo è come un gol. Rimessa lunga, Scrimenti la gioca in avanti, Flamia controlla in qualche modo sulla pressione di Viviano e per l'arbitro basta così. Erano 2 i minuti di recupero, in ogni caso è 0-0. Poi può andare alla battuta lunga verso l'area di rigore della Fortitudo, l'uscita in qualche modo, poi Scrimenti, palla che diventa buona, Viviano rovesciata sopra la traversa, ha cercato il gol con gli effetti speciali. La battuta di Marino non è granché, colpo di testa da parte di Liga, può arrivare Ribaudo in posizione regolare, Ribaudo, tentativo ribattuto per Ribaudo, la gioca accanto per la Rosa, salvataggio straordinario di Lo Bianco e palla in fallo laterale, è andata ad un passo dal vantaggio la Fortitudo, ma clamoroso errore di La Rosa. In realtà soltanto un difensore centrale sale all'interno dell'area, si tratta di Marino. La battuta verso l'area di rigore, proprio Marino di testa non riesce ad indirizzare verso la porta. Subentra Rotolo che va a lungo alla ricerca di Bartolone con questo pallonetto, Fura forte, arriva e non riesce a inquadrare la porta. Subito una palla gol enorme per il ragazzo entrato un minuto fa. I giocatori della Fincantieri che volevano un fuorigioco, qui Liga contro Viviano, si gioca Viviano, ingresso in area, il tocco per Cilio che sterza, Cilio al tiro, la palla bloccata da Morvillo, Cilio cerca Fazio, non lo trova, allora prova a ripartire la Fortitudo con il tocco sbagliato di D'Amico. Viviano, palla sul destro, ci prova, palla fuori, Lannino, c'è lo scontro che però favorisce la Fincantieri. Tantillo, scambio in aria, Tantillo, la palla che rimane lì e poi esce sulla scorta da parte di Morvillo, occasione potenziale. La chiusura di Leonardo, si gioca, attenzione alla ripartenza della Fortitudo, bravissimo a chiudere Marino e per l'arbitro può bastare così, finisce 0-0. Il recupero della settima giornata tra Fincantieri e Fortitudo Bagheria.